Dal cappello del mago. Amici, eccovi, siete arrivati, benvenuti e bentrovati in nostra compagnia in questo magico mondo. Sentite che aria, che atmosfera magica e incantata. Beh, allora mettetevi comodi perché inizia adesso una nuova puntata di Dal cappello del mago. E io sono il mago Ales, eccomi qua. Ciao! Beh, allora, oggi avremo una puntata ricchissima, avremo una puntata in cui non mi ricordo mai quello che andiamo a fare. Sapete, sono talmente preso a fare le magie che a volte mi sfugge qualcosa. Meno male che ho il mio assistente, il mio segretario, il saggio alieno, tutto verde, lui gira, naviga, viaggia. Non so, fa tantissime cose e lui si ricorda tutto. Vabbè, andiamo a salutarlo innanzitutto. Saggio alieno! Ciao saggio alieno! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, è arrivato. Bene. Saggio alieno, allora tu che hai tutto segnato, che sei bravo e ordinato, cosa andiamo a fare esattamente quest'oggi nel nostro magico mondo? Caro mago, in questa puntata torna la rubrica all'avventura curata da Fede Vero Explorer, ma certo, e poi ci sarà un altro gioco, mi raccomando, indovinate con noi. Ah, ecco, certo, adesso mi ricordo, ma sì, mi ricordo perfettamente, ho tutto pronto, ho tutto preparato. Ah, bene. Allora possiamo iniziare, ma prima vi voglio ricordare una cosa: mandateci i vostri saluti, dove ci guardate, come ci guardate, con chi ci guardate, mandateci i vostri disegni e anche le vostre magie, se siete capaci a fare delle magie, ok, ma anche far sparire un panino, se siete capaci mandateci il vostro video in orizzontale. Potete anche non farvi filmare il viso, l'importante è che magari ci raccontate la magia, così, perché io dico sempre, la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se condivisa, è un po' come la vita, certo, è più bella se fatta insieme, con un cuore sereno, beato, insomma la magia e la vita sono fatte così, ok? Scriveteci, mandateci tutto a ciao@gmail.com e così condivideremo i vostri saluti, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette preferite, guarderemo anche i disegni, come ci vedete, come ci immaginate o disegnate, che bello. Beh, noi iniziamo, vi ricordiamo anche di seguirci sul canale YouTube Mago Alesgal, dove trovate tante avventure, tante curiosità e trovate soprattutto anche tutte le puntate e tutte le avventure di Dal cappello del mago. Iniziamo subito, dai! Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alescal. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alescal. Quante storie da ascoltare, quanti giochi da imparare con il mago Alescal. Quanti trucchi lui sa fare, le risate a non finire con il mago Alescal. Amici, ciao, sono il saggio alieno e insieme all'albero burlone giocheremo a Indovina un po'. Voi siete pronti a giocare? Avremo degli indizi. Il mago ci ha dato degli indizi di che cosa si nasconde di bello nel suo cappello. Allora, andiamo a giocare insieme. Vediamo il primo indizio che ci ha dato quest'oggi. Eccolo qua. Ciao, io sono l'albero burlone. Questo è il secondo indizio che ha dato il mago. Oh, bene, molto bene. Allora abbiamo 2 indizi, scopriamo anche il terzo. Eccolo qua. Oh, bene, molto bene. Quindi 1, 2, 3 e 4.
Oh, interessante, molto interessante. 4 indizi e già riusciamo un po' a capire di che cosa si tratta. Voi avete capito, amici? O ne volete un quinto? Beh, potremmo andare ad avere un quinto indizio per capire che cosa di bello il mago nasconde nel suo cappello. Ecco il quinto indizio. Oh, ma certo. E allora diciamo la parola magica insieme. Ve la ricordate? La parola magica è wow wow wee wow wow. Diciamola pronti? 1, 2, 3. Wow wow wee wow e wow. Eccolo qua, era proprio questo che si nascondeva nel cappello del nostro mago Alesgard. Oh, ma certo! Ce l'avevo sulla punta dei rami, ma guarda te! Era questo che si nascondeva. Voi avete indovinato subito o è stato difficile? Beh, ci siamo dovuti un attimo concentrare e impegnare. Beh, amici, le avventure continuano. Rimanete sempre con noi, ad Al Cappello del Mago. Ciao ragazzi, ciao Mago Alesgard. Questa volta non vi porterò con me all'avventura, ma vi voglio mostrare qualcosa che ho trovato proprio durante una delle mie esplorazioni in Germania in questo caso. Guardate, quelle che abbiamo qui sono delle ammoniti. Cosa sono? Sono dei fossili di esseri che sono vissuti, pensate un po', durante l'era dei dinosauri, durante il Mesozoico. Andiamo a vederle. Le ammoniti vissero tantissimo tempo fa, in un'epoca chiamata Mesozoico, quando i dinosauri camminavano sulla Terra e il mondo era molto diverso. Questi esseri nuotavano negli oceani e man mano che crescevano costruivano la loro conchiglia a spirale sempre più grande. Oggi non ci sono più ammoniti vive, sono estinte da milioni di anni, ma possiamo ancora trovarle perché i loro gusci si sono trasformati in fossili che ci raccontano la storia di questi animali incredibili. Ma come sarebbero state le ammoniti oggi se fossero ancora vive? Ed ecco qui ne ho una. Ho la riproduzione di un'ammonite. Questa è la conchiglia che oggi troviamo fossilizzata, mentre questa è l'abitante della conchiglia. Questo è un cefalopode, un parente stretto dei polpi. Questo animale poteva nuotare liberamente nelle antiche acque della Teti, dell'antico oceano primordiale. Allora, la prossima volta che vedi un fossile a spirale, saprai che stai guardando il guscio di un'ammonite, un vero e proprio tesoro del passato. E con questo tuffo nel passato è tutto, ci vediamo nella prossima avventura. Ciao! Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio. Saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Grazie caro albero, ma che bello il nostro albero burlone, sempre piantato ma molto simpaticone. Siamo giunti al termine e come sempre, ecco, in chiusura noi vi ricordiamo una cosa e ve la ricordiamo cantandovela, giusto amici? Su dai, scrivici coraggio con la penna al tuo braccio, basta solo un po' di impegno, dai su mandaci un disegno. Su dai, scrivici coraggio, la tastiera è il tuo braccio, con l'adulto e il nonno saggio, puoi mandarci anche un abbraccio.
Scrivici coraggio, la tastiera è il tuo braccio, con l'adulto il nonno saggio, puoi mandarci anche un abbraccio. Bravi, benissimo, con un po' di musica è bello, con la musica è sempre meglio. Ecco, quindi mi raccomando, scriveteci a ciaociaomago@gmail.com. Aspettiamo i vostri saluti, i vostri disegni, insomma, fatevi aiutare da un grande, da chiunque, ecco, vi possa aiutare, giustamente. E iscrivetevi anche al canale YouTube Mago Alesgar. Beh, ragazzi, noi ci rivediamo sempre qui, stesso posto, per altre avventure magiche, qui ad Al Cappello del Mago. Ciao! Dal cappello del mago.